Lei è stato possibile. vaccinato, professore? E nel Veneto ancora non sono riuscito a trovare il giorno per la prenotazione, è ancora tutto occupato. C'è un call center meraviglioso, chiama Zaia tutti i giorni. Sì, sa che- Come? C'è un call center per prenotarsi. Lei ha provato col call center? No, c'è un sito, tu vai lì e vedi se trovi un giorno libero. Ma nel senso, perché c'è la sua fascia di età è già, viene già vaccinata in Veneto. Adesso sì, adesso dovrei essere entrato, sì. Quindi, però non lo sa ancora. Non ha ancora una data, ecco. E quando avrò tempo andrò a vedere. Ah, certo. Ma non ha fretta, non ha voglia di farlo il prima possibile, il vaccino? No, guardi, quando avrò tempo e quando troverò soprattutto il posto Sì. e non a 100 chilometri da casa mia, va bene, perché l'altro giorno c'era ma dovevo andare fino a Chioggia per vaccinarmi Certo. e allora... Lei lo vuole a Venezia, diciamo, vorrebbe farlo. Dove sta lei? Beh, Sì. io sono residente a Venezia e quindi devo farlo a Venezia. certo. Se lo facessi a Milano, chiaramente fotterei il posto a qualcun altro. Non ha detto che bisogna essere generosi No, e far certo, vaccinare certo. prima di tutto i fragili. Sì, no, ma questo quindi lei dice che il Veneto... Siccome io non mi sento affatto fragile, No, certo. lascio il posto ai fragili. No, anche perché se lei, diciamo, deve vaccinarsi in Veneto, può vaccinarsi solo in Veneto, non può vaccinarsi in Lombardia, giusto? Ma si figuri, no. potrei farmi vaccinare presso l'università certo, dove bene o male sono insegnante. in quanto professore universitario potrebbe essersi già fatto vaccinare come... e invece preferisce... Esatto. Ma e quindi in Veneto secondo lei non funziona benissimo il sistema di prenotazione? Questo No, funziona, ma funziona diversamente, mi pare di aver capito da alza als, cioè ci sono da aziende sanitarie, decisioni, situazioni diverse. Quindi lei... Ma le ripeto, non ho seguito tanto, Sì, sono sì. entrato nel sito, ho guardato, ho visto che era tutto occupato. E c'era solo Chioggia e quindi... Chioggia non è comodo, in no, effetti, certo. neanche molto logico. Sì, però se c'era solo... Sì, ma adesso può darsi che adesso ci sono i posti.